Ale Giambai e Sam Sustrico. Ah, Ale Giambai e Sam Sustrico. Ma chi cazzo sono? In Sottocosto. Sì, è proprio lei, proprio lei. Ma io lo sai che quando c'è lei non faccio più niente, la mando proprio. La mandi così. Come il delfino. Ecco, il Grazie. delfino curioso. La nostra Marta Fizzi. Ciao, ma ciao a tutti, stavamo celebrando i miei 2 anni di puntini. Spieghiamolo, che cosa sono questi puntini? Questi puntini sono, cioè io sono convinta dopo 2 anni che se per caso così decido di non farli, perdo l'equilibrio. Perdi Dove l'equilibrio. casco? Senza i puntini. Sì. Questi puntini sotto gli occhi ti danno equilibrio Perché nella per vita? Adesso è un po' tanto, però servirebbero due ruote, quelle dei John Deere per darmi. Che gigante. Però ecco, vi racconto la storia dei miei puntini. Sì, ma no, facciamo una discussione su questo. Mamma mia, c'è Marta. Ciao ragazzi, come state? Ben ritornati qui su Dot Radio con i Sottocosto prima e Marta Fizzi poi. Allora, oggi puntata speciale, diciamo sempre tutte le volte, però offerta dell'uva 9. Una puntata speciale perché parleremo di degli hobby. Di come è cambiato il divertimento da ieri a oggi. Quindi una Carino, va bene. Una bella cosa, no? Rimango. Non lo sapevi? No. Tu vieni e non sai quello da dire. Io mi siedo e decido se rimanere o no. Okay. Per oggi sì. Sì, Va bene. sì. Federico, per favore, alla regia un latte macchiato per la Marta. Giusto. Volevo anche ricordare i nostri ragazzi, proprio insisti. I ragazzi ovviamente, l'outfit dei nostri due. Io perché? Il nostro Sam e la nostra Marta che da Dawson Creek. Cos'è? Come vi siete? Che è così. Vabbè, un outfit così. Ma fanno meno 20 gradi qui a New York City. Sì. Oggi, signori, fa un freddo pisellino. È vero. Sì, quell'arietta che ti che ti rompe i coglioni, non si può dire. Quella cosa lì. Ragazzi, prima di mandare la canzone, perché abbiamo fatto questa introduzione, ma alla fine i personaggi della storia infinita, no? Ma che fine hanno fatto? Perché c'è. Ma era quello che cavalcava il chihuahua grassone? Quello che diceva Atreyu. No, diceva in quel modo. È il nostro protagonista che non mi ricordo il nome. Con quel Lo cane. chiameremo Piero. Quel chihuahua grasso. Chihuahua con le bolle sopra. Senti, facciamo una cosa, ce lo diciamo dopo, dai. Lo che fine diciamo hanno dopo. fatto. Mettiamo la prima canzone, dai. Mamma mia, un'altra stupenda canzone di Marrakesh e le sue olive, no? Giusto? Sì, credo di sì. Grande Marrakesh comunque. Allora, abbiamo detto prima che fine hanno fatto i personaggi. L'altra sera, mentre dormivo con la mia tisana al limone e zenzero. Dormivi con una tisana? Sì, mentre accanto. Bene. Così. Mi sono detto, ma che fine hanno fatto quelli della storia infinita? Così, ti è venuto in mente dalla tisana? Che c'era dentro la tisana? Limone e zenzero. Sì, e un come si chiamano il miele? No, cucchiaini. Lo Schweppes. Come si chiama? Lo Swiss. Lo squeezy di miele. Ma che fa oggi Bastian? Ti ricordi? Bastian è lui. Allora, Bastian è il ragazzo. Sì, il ragazzo che legge il libro. Che si chiama Oliver Barrett. Yeah. Ex teen actor degli anni 80. Era star del corto di Frankie, di Tim Burton. Insomma, lasciò Hollywood dopo il film, pensate, per riunirsi alla chiesa di Scientology. Eccolo qua. Adesso è parroco. Quindi è un prete nel nostro prima di diventare un artista contemporaneo e specializzarsi in una particolare tecnica fotografica vintage. Mo te ce voglio. Nota come Wood Borer Type. Riprova. Wood Borer Type. Famosissima. E chi non la fa la foto alla Borer Type? Oggi all'età di 51 anni Barrett Oliver continua a vivere a Los Angeles, dove insegna fotografia e scrive libri sull'argomento. I suoi lavori sono esposti in musei e gallerie. È redditizia questa tecnica. Quindi è diventato un artista. Che lui fa le cose, invece loro vengono a farsi diciamo come si chiamano? Come si chiamano quelle persone che fanno? I personaggi. I follower. A me sono ovviamente i follower adesso. Come si chiamano invece quelli che ti adorano?
Come si chiamano? I fan. I fan. Non era difficile. Mi veniva follower. Mi sembrava un termine così strano. E va bene. Vengono solo per il libro della storia infinita. È ancora l'effetto della tisana. Poi ecco quello che dicevi tu fuori onda, Sì. il signor Atreyu, Ecco, è lui. Noah Hathaway, Yeah. che oggi ha 53 anni e fa il tatuatore. No, numero 1. Dopo il cavallo gli è morto, che fai? Vabbè. Si è messo a fare i tatuaggi. E poi alla fine c'è Tami Sorsanak, che è l'imperatrice bambina. È lo stesso verso che faccio io quando soffio il naso. C'è un dolore destrona. Oggi ha 52 anni, quindi Sì. stanno tutti per Sì, la hanno stessa età. quell'età lì, sì. L'ex divinità infante fa la choreografa in una compagnia di ballo di New York. Bella. Beh, Si chiama la Neta Dance Company. Anche perché la nostra Marta Fizzi sappiamo che è una bravissima ballerina, Sì. quindi la conosci. Io l'ho vista ballare. Stronac. Ho montato una coreografia per lei. Sì. Della Stronac. I legni, tutte. Sì, sì. Vabbè. Comunque abbiamo, visto che parliamo di hobby, di tante cose, qual è il tuo hobby, Marta? Quando non sei in radio. Quando non sei in radio o al lavoro, fuori dal lavoro, dai. Oltre a farsi i puntini sugli occhi. Quello porta via tempo. Esatto, porta sì. via tempo. Sì. No, più o meno questo, perché fuori dal lavoro mi dedico al teatro, mi dedico alla radio, mi dedico alle amiche, mi dedico ai miei gatti, al mio cane. Questo poi è finita la giornata. E poi è finita la Vabbè. giornata, ci Sì. vorrebbe una giornata più E lunga. mangio anche. E mangi. durante questi. Con un gatto. Invece Sì. il nostro Sam, il tuo hobby. Beh, il mio hobby preferito è Sì. per esempio andare a correre nelle vie della nostra piccola Parigi, che è San Giacomo, vicino Sì. a Spoleto. Bene, Poi bene. dopo una corsa faccio una buona colazione con del miele. Ma che Squeezy. Con squeezy. Sì. E parla con la tisana. Poi inizio subito il mio percorso per fare Sì. più soldi. Beh, Io parto dalle 4:30 della mattina, leggo un po' di libri. Sei a caso. imprenditore, cioè stai cercando di. Sì, di diventare un imprenditore. qualcosa di importante. Che bella cosa. Che bella. Lei non Ma ci siamo crede. Ma sicuri che di io non questo? so correre. Non Cioè, sai sto correre. pensando tipo crescere. Io non so correre. Non sai Io correre? Non No, sai no, no, correre. in assoluto. Non ho idea di come. Cioè, Allora, io sono veramente brutta quando corro. In effetti anche io. Allora, adesso no. Prima quando ero ragazzino correvo le ginocchia cioè non alzavo le ginocchia. Marta odia questo, La gente a gattoni non la può vedere, vero No, Marta? no, vero, vero. Che andavo a gattoni, però non correvo. Immagini bene. lungo il percorso verde uno che corre a gattoni. A gattoni ero io. Vabbè, comunque, dopo queste cose. Horror puro. Vabbè. Possiamo mandare la prossima canzone e Sì. torniamo qua su Dot Radio. Yes! Eccoci qua, tornati Yes. qui su Dot Radio nel sottocosto. La nostra Marta Fizzi, Sì. bellissima Ecco, questa sì. canzone. Mi Sì. piace. David Mamma mia. Guetta. Tutte Mi novità piace. oggi, David Guetta. tutte belle. Allora, Sì. cari amici miei, Sì, dici, perché- Ale. allora abbiamo un esperto, Sì? chiamiamolo così, un filosofo. Addirittura. Sì, dallo studio direttamente Due Fave. Ancora loro. Oh, ma io sono sempre lusingata e contenta Ecco. perché mo parlo io con lui e voi va ecco, via. bravo, È fai tu, così. Il fai tutto nostro tu. dottor Davide. Oh! Buonasera! Buonasera. Buon anno! Buon Anche a anno. lei, come va? Come va? Marta. Io bene, grazie. Voi? Noi sì, Bene. abbastanza bene, grazie. Bene. Non abbiamo più sentito il dottore Emanuele. Che fine ha fatto? Finalmente. Non l'ho più sentito neanche io. Ah, ecco. Spero sia Oh. passato a miglior vita. Ah, così? Ma senta, Sì, ma sì, lo sì. studio è chiuso in questo momento? Siete ancora in ferie? No, assolutamente no, siamo aperti. Noi siamo sempre stati aperti. Anche a Natale ho fatto delle consulenze. Ah, a ecco. Capodanno, siamo sempre stati aperti. Ah, Bene. che bello. Ci fa bello. piacere Ci questa fa cosa. piacere. Qualcuno che lavora e fa del bene. Che manda avanti questo paese. Bravo. Allora, caro dottore, noi parlavamo Sì. di hobby, come sono cambiati gli hobby, i divertimenti Sì, in questi anni, no? Come è cambiato? Beh, certamente, ma allora io intanto state parlando con una persona adattissima, Sì, voglio dire, io sì. ho passato generazioni e generazioni, per cui io Certo. ho tipo l'età di un vampiro, per cui Ecco, tipo Vlad, il principe Vlad, insomma. Esatto.
Io da ragazzo, pensate che da ragazzo sono stato un campione. Sì. Sostanzialmente il mio hobby principale era stare a sedere sulla Vespa per 16-17 ore consecutive, vantandomene anche, e allora stavo lì al muretto, chiacchieravo, fumavo, era questa la mia passione. Che bello! Bene. Non facevo niente. Il fancazzismo puro, diciamo, dai. Sì, esatto, tutto questo fino a quando poi non ho scoperto l'universo femminile e di lì improvvisamente, inspiegabilmente, è cambiata la mia vita in meglio, in peggio, a chi può dirlo? Tira più un mattoncino di un muretto che la Vespa 17 ore. Capisci? Ma una volta era così, i ragazzi passavano tempo anche chiacchierando fra di loro. Pensate che invece adesso, io l'altro giorno sono stato in un supermercato e non sapevo, c'erano dei ragazzetti lì fra le corsie del supermercato, io non sapevo se chiamare la polizia o un'ambulanza, perché a un certo punto si sono lasciati prendere da dei gesti inconsulti e cominciavano a fare dei balletti allucinanti. Io veramente sembravano... Sì, era una tipo convulsioni. Esatto, tipo una via di mezzo fra una sorta di possessione, diciamo. Oppure una mosca. Vedete quando mettete la mosca dentro un bicchiere e non riesce a uscire, la sbatte a destra. Una bella coreografia, quindi, diciamo. Stavano facendo esattamente proprio quello, la coreografia. Stavano facendo la coreografia, l'ultima, non so se avete visto, quando fanno i video su TikTok, sui social, no? E fanno queste coreografie che qualunque cosa succede loro si fermano e fanno sta cosa. Il flash mob. Flash mob. Sì, una cosa del genere. Fanno questi balletti assurdi e allucinanti, e questo è il loro passatempo, capisci? Noi una volta usavamo sostanze stupefacenti e loro invece fanno questo. Nei supermercati, ai matrimoni, ovunque essi siano. Non hanno veramente nessun impegno. Ma secondo lei quale consiglio darebbe ai giovani di oggi o anche alla nostra Marta che non ha tempo di fare niente? No, innanzitutto Marta ha fatto benissimo e fa benissimo a coltivare questo passatempo e questo hobby che ho appreso stasera, ovvero quello di puntinarsi. Grazie. È una cosa che io avrei consigliato anche senza averlo sentito dire. Visto è originale, unico, è mio. Ecco, bene. Domani probabilmente mi puntinerò anch'io. Mi mandi una foto del risultato. Sicuramente sì. Poi che cosa ai ragazzi? Cosa diciamo ai ragazzi? Ai ragazzi dobbiamo tornare alle origini, quindi tornare alle cose basilari della vita e non lasciarsi prendere da mode, da cose che non hanno alcun senso. Noi abbiamo fatto un piccolo esperimento, noi di Due Fave. Ma piccolissimo, velocissimo esperimento. Abbiamo preso 5 giovani e li abbiamo tenuti per 12 giorni in isolamento dentro una stanza al buio, senza potersi relazionare con nessuno, senza telefono, senza cibo e senza acqua. Bello. Bene. Ma questo non si è può una tortura? fare? È legale? No, è assolutamente legale, è assolutamente in linea con il codice etico, forse un po' borderline. È un modo scientifico. Ai diritti umani. Hanno firmato qualcosa per una delibera? No, li hanno rapiti prima. Ma perché non lo sapevano? Che cosa abbiamo voluto dimostrare? All'uscita, cioè quando li abbiamo liberati, anche se in realtà tra virgolette, che cosa hanno fatto? Si sono messi forse a fare delle fotografie, non so, hai un piatto di bucatine alla matriciana? Assolutamente no. Hanno chiesto di mangiare perché erano stati 12 giorni senza mangiare, senza fotografare finalmente. Certo. Il ritorno alle origini, quindi torniamo alle cose vere, chiudiamo questi pazzi scatenati dentro a dei supermercati, capisci? O dei contenitori dove non c'è niente. Vedrete che quando escono avranno degli hobby un pochino più salutari, tipo mangiare. Vedi. Sappiamo che la nostra che io Marta ho annoverato fra i miei hobby. La nostra Marta non fa in tempo a fare la foto dei suoi piatti perché già comunque voglio dire, oggigiorno una delle massime che potremmo dire sull'argomento qual è? Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Quello che puoi mangiare oggi, giusto? Sostanzialmente questi giovani, se sentono l'esigenza di postare un video su TikTok,
perché non devono farlo? Lo devono fare subito. Ecco, è quello il problema. Già. Dottore, vuole qualcos'altro o concludiamo qui, dottore? Ma io ci possiamo anche salutare se volete. Un'altra cosa che vorrei dire come monito ai ragazzi, oggigiorno avete accesso a milioni di informazioni tramite i vostri smartphone, perché l'unica cosa che fate è provare la vita in un meme. Per quale motivo? Vivete normalmente. Bravo. Grazie. Bravo. Un'ultima cosa, dottore, ma lei come si diverte di solito? Ecco. Io molto male mi diverto, molto male. La chiuderei qui. Esatto. Va bene. Allora noi ringraziamo il nostro dottore. Buon puntinamento, dottore, è sempre un piacere. Vado subito. Esco di qui e vado subito a farmi i puntini agli occhi. Bene. Ciao, grazie. dottore. Grazie mille. Arrivederci. Buonasera. Questa era Pasquale. Bello. Bene, ragazzi, stiamo parlando di hobby e come ci si divertiva un tempo e come ci si diverte adesso. Ma Alessandro, volevi dire qualcosa? Allora, tra gli hobby ci sono anche i collezionisti, le collezioni, no? Sì, belle. Avete mai collezionato qualcosa? Sì. Come no? Ad esempio le schede telefoniche di un tempo. E te, Io i Marta? calzini. Come i calzini? Degli altri? Persone? No. In realtà mi hanno chiesto delle calze. Per soldi? Sì. Per soldi, sì. Adesso Però va di io moda. ho collezionato, colleziono, ormai ho smesso, ma calzini mi piace molto. Quanti ne hai? tanti. Ce ne avrò un centinaio, anche di più. vedi, Ma sono comunque. appesi nel muro? Sono dentro una busta che è il contenitore di un cuscino. Bella. Mamma mia, proprio bella sta cosa. Avrò un questa centinaio cosa. di paia di calzini. Bene, Mamma mia. quindi ognuno ha le sue collezioni, c'è questa Ci cosa. le persone poi. No, i ci sono cazzini. qualcuno che fa E altre la cose. chiamavano Marta Dexter. Sì. Allora, chi non ha mai collezionato qualcosa, infatti, almeno certo. per qualche tempo, ma perché si raccoglie di tutto? Cosa ci spinge ad accumulare articoli rari quanto comuni? Allora, siamo un po' tutti collezionisti, infatti, perché secondo una recente ricerca, ovviamente, promossa da Ipsos Explorer per eBay Italia, vedi? sarebbero un vero esercito, oltre 7 milioni in Italia di collezionisti. Non in altre sapevo. parole, un italiano su 8. Per la maggior parte è una passione che li porta a frequentare mercatini e negozi. Sì, come il nostro mercatino stupendo di Campello sul Clitunno. Anche bello. siti specializzati e d'aste per scambiare doppioni, hai visto, no? Sì, Si beh, scambiano. Ma si conosce anche gente così. Sì, in effetti ci sono proprio delle comunità. Per altri si può trasformare in un'ossessione, però. Anche troppo. Sulle cui origini anche i neurologi hanno cercato di trovare una spiegazione, trovandola in una disfunzione cerebrale. Addirittura? Vedi. Comunque, gli appassionati di collezionismo si possono ritenere pazzi? Se fosse così, vivremmo circondati da squilibrati, perché un italiano su 8. Ma perché adesso che cosa siamo? Beh, già normali? non siamo. Vabbè. Comunque, abbiamo delle collezioni da Guinness, ve lo dico. Tra le collezioni più originali non mancano quelle dei preservativi. Ma dei vari colori? Esatto, E il cui record mondiale è detenuto proprio da un italiano, un arzillo ottantenne, dal nome quanto mai appropriato, Amatore Bolzoni, lui si chiama. Amatore Bolzoni? Ciao, Ama. Grande Amatore. Vuoi vedere la mia collezione di preservativi? Comunque ne ha raccolti 1947 e tra questi ci sono rari pezzi americani dell'Ottocento. No, va avanti. Ma i preservativi dell'Ottocento in budello di pecora. Scusa, non avevo letto questa cosa. E da lì deriva la non credo che deriva da lì. Però mi ricordavo che c'era, che non mi ricordavo, cioè che c'erano i budelli. Avevo visto un documentario su questo, che c'erano i budelli. Cioè, che con le budella di si faceva quello, Mamma mia. Comunque, sempre in Italia, pensa che puzza. Angela Battelli. E chi è? Possiede la più vasta collezione di etichette di abiti.
C'è l'etichetta di tutti gli abiti? Sì, ne ha 2180. Ma le etichette quelle dietro? Quelle dietro? Sì, 2180. Fantastico. Cristian Cavalletti. Grande. Ciao Cricri. Ecco, detiene il record di lattine di bibita di una sola marca, cioè della Pepsi. Ah, ok. E poi ci sono Alessandro Benedetti, grazie ai suoi 1180 dischi di vinile, è nel Guinness di primati. Quindi vedi. abbiamo molti collezionisti italiani Ok. che fanno queste cose qua. Bello però, Ti è bello, piaciuta? vedi? Sì. Che stai leggendo? Scusami. No, vedo che anche Lorenzo Pescini ne ha Sì, ben 5115. Sì, ce ne sono tantissimi. Che potrebbe fare coppia con il tedesco Manfred Clauda, Sì, che ha raccolto 9400 vasi da notte. Ma dove li prendi? Ecco. Dove li prendi questi 9400? Vabbè, il nostro Manfred che salutiamo. Grande. Bene, questa era una cosa che vi volevo dire. A Vabbè. proposito di Ma hobby. fateci sapere che cosa collezionate voi, cari amici. I budelli di pecora. I budelli di pecora. Va bene, dopo questa mandiamo la prossima canzone. Vai con la ricotta! Eccoci tornati qua su Dot Radio in Ellie? sottocosto. Ma chi è che canta questa Amo, canzone? amo la 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 la. Fa così, fa così. Ma saputo. Allora, Sì. torniamo a parlare di hobby, di tempo libero, cari ragazzi. Sì, perché ve lo dico, basta con questo telefono, Sì. non seguiteci più, infatti, No, perché io allora. se volessi Sì. sapere come non posso usare il telefono, dove vado? Qui su Dot Radio, voglio dire. Che potete scaricare anche l'applicazione, sempre dall'app dell'Apple Store. L'Apple Store. È cambiato. No, io sono del Kansas City. Poi Fatta male? Google. Man. Fatta male. Poi potete vederci su Dot Radio Italia, YouTube. Bravo. Siamo su TikTok, Facebook, Ecco, Instagram, vedi? Lui, Radio Maria. Lui, oltre le tisane la notte, cara Marta, studia. Perché farò tu non lo anch'io. dici mai? Perché non studia. io ci credo forte. da Dici sola. la partita IVA di Dot Radio a memoria, noi la sappiamo. A fine puntata. A fine puntata. Quando si stoppa tutto, poi magari la dico. Allora, voi ci avete fatto caso, ragazzi? Sì. Quando non abbiamo il telefono, non sappiamo cosa fare. Ecco. Qualche idea vi viene in mente da fare? Perché io e i nostri Cioè, autori non sto al telefono E io che sto davanti fai? alla stufetta. Ah, bello, come gli anziani. complimenti. Minestrina, formaggino e via. E nanna. Ci sono 10 idee, i nostri autori hanno scaricato per il tempo libero senza smartphone, televisione, Netflix e anche Dot Radio. E quindi Prime. senza niente, senza tecnologia, diciamo. Loro, gli esperti ci dicono: Sì. cerca di rilassarti. Ecco, prima cosa perché Stufetta, subito. la stufetta Marta Oh, c'è. vedi? Marta Oh, c'è, vedi? Marta c'è. Dedica un po' di tempo ai tuoi hobby preferiti e ciò che ti aiuta a staccare la spina. Quindi, quali sono i tuoi hobby, Marta, a parte la stufetta? Mangio. Brava, i molto puntini, bene. E sto qui. Ecco. Poi, alla numero 2, evita le notizie e i telegiornali. Questo sì, ragazzi. Oh, sì, perché è tutto sempre una tragedia. Se posso, Sì. naturalmente sempre con le mani in alto, Sì. basta, con questa guerra è inutile che mandiamo là le persone, sparano, ci vai una volta ogni 2 mesi e poi, fai un servizio solo. ecco, Basta, tanto lo sappiamo. vabbè. Poi ci dovete avvertire quando c'è la pace. Sicuramente. Poi, coltiva le tue amicizie. Ecco, io per esempio mi piacerebbe andare a mangiare da Marta la minestrina o formaggino. Ecco. Ma io non la faccio. Da me si mangia solo l'olio. Ma poi la nostra Marta Sì. ci ha invitato un sacco di Con volte. ste tagliatelle che ce l'ho della qui. nonna che ancora non abbiamo Io ce l'ho mangiato. qui. Vabbè, vero. le mangeremo un giorno. Poi, davanti alla stufetta, la numero 4, Sì. fai una lista dei tuoi desideri. Da sola vorrei questo, vorrei. Sì, ma la devi scrivere però, Devi fare proprio una lista scritta. Perché poi alla fine spunti Sì. i desideri che sei riuscito a far diventare realtà. Oh, carino, questa è Io, simpatica. il mio desiderio era quello di creare Sì. una bellissima trasmissione con voi. Con me, Ale. E no, l'hai- soprattutto l'hai- con Ale, però l'hai- ho dovuto fare tra parentesi con Marta Fizzi. Ogni tanto, ogni dai. tanto. Poi sperimenta cose nuove, tipo. Ecco. Tipo, non so, andare a rubare i cocomeri. Bravo, bravo. Se no, Oppure cose nuove? Cose nuove, sì. Serra le canasse, non mangiare. Non mangiare, ecco. dovrebbe... cambio stufetta. per Ecco, esempio. ecco. Ok. Poi, alla fine, la numero 6, no, alla fine ce ne sono 10. 6. Spendi i soldi in esperienze, non in cose. Questo è bello. un In consiglio. esperienze. In Tipo, che esperienze. ne so, un viaggio, Rafting. museo. Come? Come? Bocce. Andare a fare a bocce. Ecco, una partita insieme alla nostra Gilda. Gilda, Ecco. per esempio, Poi, alla numero 7, pratica gratitudine. Che significa?
Che significa? Questo io lo faccio. Sono grato perché oggi ho sopportato per l'ennesima volta Marta Fizzi. Quindi fare una riflessione personale. Oppure ecco, oggi sono soddisfatto. Poi celebra tutte le tue vittorie. Ma quali? Quando? Vabbè. Beh, Marta quest'anno, dai. Anche se non si può dire, però le vittorie ce le hai avute quest'anno. Sì, certo. Quindi soddisfazioni Tra personali, professione, cose varie. Ho comprato casa! Diciamolo! E mi sono anche iscritta in palestra, metta su! Ho iniziato lunedì, non cammino, porca miseria! Poi casa, 4 piani, chiama la casa. Poi parleremo di palestra un giorno. Sì, come no. Poi alla numero 9, penultima, stai a contatto con la natura. Questo sì, noi in Umbria abbiamo solo quello. Adesso fa un po' freschetto, però un'arrampicata, Un'arrampicata? Per esempio, Un albero, però. Sì. Per esempio, togli la lana dalle pecore, oppure prendi delle budella. No, non è vero, scherzo. Bene. Poi la numero 10, che questa è per Marta, balla. Io questo lo faccio molto spesso, anche in casa da sola. Io canto più che ballare. Io canto e ballo. Tu canti e balli insieme. Certo. Io canto, mi sfogo un po' ogni tanto A me cantando. piace stendere i panni. panni Bello. e sentire, mamma mia, sandalo, capito? E riconosco E pacciuli. Che bella cosa, Bene, queste sono delle 10 idee sì. che secondo me dobbiamo cominciare a coltivare. Alcune Sì, dai, penso ci di sta, sì. ci In sta. questo mondo troppo smart. Mamma mia, se è vero, ma infatti facciamo una cosa, spegniamo tutto, dai. Spegniamo tutto e Grazie, arrivederci. andiamo a mangiare. E con questo possiamo mandare la prossima canzone. Yes. Qui ritornati con i Sottocosto e Marta Fizzi. Stiamo parlando di hobby e altre e gamberetti pacifici. No, vabbè, anche quello è un hobby. Ci è presa fame durante la pausa. Anche perché noi registriamo, diciamolo, sempre durante i pasti. Sì. Esatto, in pausa pasto. E quindi ci prende Se fame. ne risente la flora, guardate. La flora batterica? Intestinale. Allora, cari ragazzi, per staccare un pochino, ecco a voi le notizie umbre. La nostra Umbria. Ascolta cosa accade. Qui su Dot Radio. Ma davvero, per davvero. Ma tu la senti sempre, non ti ricordi rimane niente. sempre, No, è sempre allordita. È un misto fra Re Leone, Pocahontas e quella tizia lì che faceva quel programma. Giorgia. No, quella bionda con gli occhi azzurri che faceva i programmi sui posti. Sui posti? Sui luoghi da Licia Colò. La Colò. Grande Licia. Ciao Licia. Allora, cari ragazzi, Umbria in generale, caro carburanti, il prezzo della benzina arriva sopra i 2 euro. Sì, è vero, ho visto. E il nostro Guglielmi del Figis dice: gestori sono le vittime. Ma certo, ma noi come no? mettiamo benzina. No. Noi Noi siamo porchettari. Perché la mia va a Sorrisi la macchina, capito? Bene. Sto mettendo benzina. Poi Terni guida l'auto con un tasso alcolico 7 volte sopra il limite. Che era? Non lo so. Un furgone che era. Denuncia, patente ritirata e auto confiscata a per un 30. Bene. 7 volte di più, ma Mamma cosa mia, ti sei bevuto? Che era? Vabbè. Terni, sei bevuto Terni sana. Sempre Terni. Vai. Violenza in carcere, detenuto nigeriano litiga con un tunisino che stava parlando al telefono con la fidanzata, resta ferito un agente mentre tenta di calmarli, che alla fiera mio padre comprò. Era così, proprio è successo un disastro qui a Terni. E poi continuiamo sempre con Terni. Pneumatici e camere d'aria di Bisci, Eternit, documenti cartacei abbandonati tra Piediluco, Maratta, Villa Lago e Larviano. Mamma mia, tutto un Terni 2, Perugia 1. Succedendo? Ecco che servivano le barche di Piedilugo. Vabbè. Comunque Perugia ruba 41.000 euro ai condomini, condannato amministratore infedele. Maialino. Allora, ragazzi, finalmente c'è una notizia. Non serve a niente l'amministratore. Non serve
risolvono per calmare qui litiga. Ogni volta che vieni caccia i sordi, ogni volta che tocca fa questo. Ma cosa fa Marta? Ma che fa, Marta, non si accendono come la radio così. Sono un ingegnere. Vabbè. Sei proprio un amministratore di condominio. Cronaca. Sì. Perugia, Sì. rapinato a Fontivegge con una pistola puntata al petto, Sì. sottratto il bancomat usato per svuotare il distributore delle sigarette. Cioè, Questa non mi piace. vabbè, è un fumatore Ma dai sti 3.000 euro. dai, Ma perché non si è portato via il distributore? Non lo so. Poi, Sì. attualità, questo è un omaggio a una nostra. Ma fai tranquilla, Marta. Sì. Oppure ancora non so se ad oggi è qui su Dot Radio. Sì. La nostra Daniela Costi, che Sì. è una fotografa, la fotografa Umbra, Sì. conquista via Margutta. Brava, cioè Daniela. la Polignale tra i protagonisti della mostra collettiva alla Galleria Internazionale Aria Contessa Arte. Sì. Quindi Lei ha facciamo fatto il botto. un elogio alla Grande. nostra- Brava. Brava. Sono Bene, queste erano le contentissimo. nostre notizie umbre. Adesso possiamo andare alla prossima canzone perché poi ci sarà Chi? la castagna. Sì. What's a canon, what's when, Odio Sinner. Odio Sinner. Odio Sinner. Così Questa dice la era Odio canzone, Sinner. di Djokovic. Di Djokovic. Grande. Allora, come sempre, quando c'è la nostra Marta, non può mancare la castagna. Tutto il resto non conta. Questa se la ricorda però. Sì. È più bella questa che di tutte le sigle. È È anche la più lunga. È anche la più lunga. Ma che cosa? Non ti annoierai mai. Sì, Mamma eccola mia, qua. mi piace. Il coro. Non te la ricordavi? No. Neanche questa? No. Mamma non mia, te la ma ricordi. niente. Vabbè. Oggi sentiamo che castagna ha la nostra Marta Fizzi. Ma ragazzi, guardate, io credo Sì. che tutti abbiamo bisogno di così, Sì. di voci degli dei. Quindi ho deciso voci degli che dei. tanto Sì. del mio 2025 Sì. sarà dedicato all'oroscopo. Oh, Ma ci mancava. Ma perché Ci così? l'oroscopo. Ma così? Perché Vi porterò anche delle ci porta- curiosità, delle ecco. cose ogni tanto, ma io Ma- credo che un oroscopo della settimana ci voglia. Sì. Quindi ha ragione, ti ha ragione. dedicherai alle stelle. Sì, perché io sono un po' così, sono un po' invasata, gli dei mi parlano. Mentre è sulla stufetta poi. Beh, Esatto. hai dei puntini bellissimi come le stelle dell'oroscopo, vedi? Vai. Sentiamo questo oroscopo. Allora andiamo, Sì, cari vai. amici. Ariete, il tuo Oh. voto è 8 meno. Oh, vedi. anche il voto. Ovviamente, come sapete, gli dei mi dicono e non mi dicono, quindi avrete solo delle piccole. Quelle lì proprio. Mamma mia, Quindi peggio, Ariete. Ariete, rischio in più. Oh, reso in più. Attenzione, Bello. Vai, attenzione, dobbiamo stare attenti. Toro, Toro, vai. per te gli dei sono stati un po' più chiari. Il tuo voto è un 7,5. Oh, vedi. Fatti guidare dal tuo istinto e imboccherai la strada giusta. Oh, quindi Toro. Mi raccomando, Toro. Vai. Gemelli, Sì. il voto per te è un 8 meno. Mamma mia. Questo sarà sicuramente di grande aiuto. Questo cosa? Non lo so. lo sa. Questo, proprio Questo. Questo momento qui. Questo. poi è generale. vabbè. Gli antichi avrebbero detto il to de ti. Il Il questo to de qui. ti, Il il to de questo ti. qui. Mamma mia, lei quando Mamma mia, quante ne sa. Mamma mia, Eh? mi piace sempre di più ogni volta che Bravissima. Cancro. Oh, sì. Magari Cupido aggiusta la mira e sceglie la freccia giusta. Mi ha preso paura. Ecco, no, io pensavo che no, io mirasse su a qualcosa. mi è presa male. Su Fre. Vabbè. Poi Caro Leone, Sì, caro eccolo, il Leone, nostro Leone. Sì. andrà per il meglio. Oh, meno male, finalmente. era ora. Ma questa induzione mi dà un problema a sto fornello. Vabbè. Vergine, Sì. la fortuna ti supporterà. Ah. Quindi non temere niente. Non temere niente. Oh. È un Vai, oroscopo positivo che vi accompagnerà fino al 19, signori. quindi fino al beh, 19 di 19 di non si sa di che- quale mese. Vabbè. A gennaio sempre. Ah, ok. Bilancia, Sì. Sì. buon mood che acquisterai negli occhi giorni. Negli occhi giorni. sia così, negli occhi giorni. Negli occhi Negli giorni. occhi giorni. Buon mood. Vabbè, Non si sa vabbè. che cos'è. Sarà, vabbè. Bene. Sì. Scorpione per te. Oh, gli ecco, dei Io hanno, ho sempre qualcosa di strano. hanno soltanto una Sì. parola, per te abbiamo un 9,5 e la parola è passione. 9,5. Passione. Passione? Bene, tipo il Ma tango. in generale oppure su un... Non No, so, si parla proprio Vabbè. di no, si parla di ciccia. Collezionismo. Sto mettendo sta cosa. Di ciccia? Di carne? Di ciccia. Bene. Sagittario, Sì. stabilità. Oh, Stabilità. In bravi. questo mare Sì. di Sì. instabilità.
Stabilità in questo mare di stabilità. instabilità. È un gioco di parole. Muali stabilità. Va bene, poi Caro Capricorno. famosissimo, sappiamo perché. Abbracciamo il Capricorno. Ma perché il Capricorno? Ancora, anche lui? Anche lui? Ma chi? No. No, bene, vabbè. Ma posso abbracciare Eifu il Capricorno? Sì, allora, Eifu. positivo è sempre la chiave di tutto. Sì, Ma vabbè. ce lo ricordiamo diversamente. Vabbè, però. comunque, Va poi- bene. Poi? Acquario. Oh, via. Acquario, Sì, guardami. guardami. Meriti, punto. Meriti di tutto. Meriti, tutto, punto, qualsiasi, meriti, punto. qualsiasi tipo di cosa. Ah, no. Ho meriti. sbagliato. Meriti, punto. Punto. Lo meriti davvero. lo meriti davvero, Acquario. Chi lo sa? Ma Un non si sa giocattolino, un qualcosino. Sì. Pesci. Oh, l'ultimo che sei tu. Che è la nostra Che Marta. sono io, Marta, pesci, sì. gli dei dicono Eh. te lo posso assicurare, mo che è, perché, quann'è, non si sa. Che il Non si sa. furgone, il motorino. Potete mettere anche un gamberetto Indo-Pacifico. Vabbè, comunque un oroscopo positivo. Positivo, possiamo sì, dire. Per tutti i segni. Bene, non bene, sarà bene. sempre così perché gli dei non sono sempre così magnani. Però no. diciamo che è un buon inizio. Possiamo Sì, dire, dai, è no? bello un buon così. inizio. Bene, ringraziamo la nostra castagna della nostra Marta Fizzi e mandiamo alla prossima song. Sì, vado al bagno. Ponte Pitto Perugia. Bellissima questa Sì. canzone che ti dà un po' di. Questa era GGGG Ti dà un po' di tic nervoselli. Sì, ti dà un po' di confusione. Secondo me all'intelligenza artificiale gli ho detto scrivi una canzone che non c'è capito. È uscita questa. Beh, però carino, dai. Non male. Allora, possiamo andare. Psichedelica. Ah, pensavo che aveva un Comunque, blocco. ogni volta che c'è Marta in puntata, il mio cuore, Sì. il mio cuore, ma Il cuore, te duele lo cuore, te fa male lo cuore, amico, Ti per fa quelle venire che... le palpitazioni sì, oggi Al cuore. c'ho la L che non lo dico la R. Vabbè. Allora, annunciala Sì. tu, la nostra. Notizia strana, ma Vera! notizia strana, ma vera. Ah, notizia solo per voi. Bene ragazzi. La nostra Marta non gli piace questa sigla, No. Però quella della castagna, No, sì. quella è bellissima. Quella è bellissima. Allora, ragazzi, Sì. per una persona, Sì. Natale non è finito. Perché? Perché? Pensate un po' che butta giù un muro di casa e trova un regalo con 46 anni di ritardo. Oh, ma che cosa nostalgica. Quindi che cosa ha trovato? Un giocattolo? Un pacchetto regalo dentro al muro, Sì. nascosto per non Da farlo 46 vedere. Da 46 anni. Pensa Oh. al genitore. Ha detto, mannaggia, non ho comprato niente a mio figlio, invece l'aveva comprato. Oh. Un regalo per Tim che invece di Tim? finire Tim, non la compagnia, Ah, ok. Tim è lui. Sì. Invece di finire sotto l'albero è rimasto nascosto dietro il muro per tutto questo tempo, intervistato dall'emittente locale KTLA5. KTLA5. And the cat is on the table. Ma KTL. dov'è? Non lo so, Vabbè. penso Catalan. Vabbè. Il 53enne ha raccontato il momento in cui è rinvenuto il vecchio regalo. Prima di chiudere il muro in cartongesso ho pensato probabilmente dovrei guardare e vedere cosa c'è dietro. Quindi una notizia importante. Importantissima. Certo. Beh, come abbia fatto il pacchetto a finire in quel posto rimane un mistero ancora, già. perché dietro a un muro vabbè. E in poche parole, indovinate che c'era dentro? Soldi? L'aperto? No, i Thunder Jets. Che? Erano Thunderjet? sì, Thunderjet. Forse erano degli omini. Sì, degli omini con l'elicotterino, tutto Gli quanto. aeroplanini capito. coloranti. No, penso che erano Come dei no? personaggi. Sì, un set di aeroplanini c'è colorati. scritto, ecco, Sì, come certo. faceva a sapere? Bene. Va bene, quindi non aprirlo dalla scatola perché ha un valore. Adesso non so se era cinese i Thunderjets, mai sentiti. No, io non a me li noi non ricordo, sono non me li arrivati. ricordo. Anche Vabbè, è una perché cosa, molto, 46 è una anni cosa fa. molto carina. C'è chi ci trova i morti dietro i muri. Beh, È una cosa tanto bella. Beh, sì, insomma, ecco nonna. Un po' incotechiti, ma va bene. Ecco dove era rimasta, no. Ecco nonna da Va Natale. bene. Vabbè. Allora, cari signori, Sì. anche oggi è finita questa puntata. No. Sì, io manderei quella bellissima Quel tappeto finale, poi il sì, finale. che Federico ci manderà. Ecco, Ma vedete? perché? Perché questo è il nostro finale. È il nostro finale. È da parecchio che non facevamo più questo finale. Già. Sì. E come sempre noi diremo una frase motivazionale per chi ci motivare siga. Per motivare. i nostri follower. Chi la dice? Allora, ve la dico, io la premetto e Marta la dice. Nel senso vabbè. che Va bene. ho visto un sacco di follower che ci chiamano, ci contattano, un sacco di amici che sono veramente soli. Sì. Cioè, sono soli. Quindi è un messaggio
saggio sulla solitudine. Vai, Marta. Vai, Marta, tranquilla. Cari amici, soltanto i più forti fanno i conti con la solitudine. Gli altri la riempiono con chiunque. Mia Califfa, ciao ragazzi! Ciao! Che scemo. L'idiota ha un gamberetto indo-pacifico. La stessa